Il caso del carcere minorile di Treviso, definito di assoluta emergenza dal Partito Democratico, arriva in Senato. Questa mattina, dopo l'interrogazione presentata dal senatore Andrea Martella, segretario regionale dei Dem, la discussione per chiedere interventi incisivi e tempestivi per il plesso di Santa Bona. Ho fatto presente al governo che è necessario che ci siano degli interventi che possono migliorare ulteriormente la situazione, nel momento che ci sono 22 detenuti quando i posti sono 12. Ci sono minori e giovani adulti. Gli spazi sono ristrettissimi sia nelle celle che nel refettorio, c'è una mancanza di spazi per attività sportive. Se l'organico di polizia penitenziaria è stato implementato a Treviso, rimane la mancanza di fondi destinati alla rieducazione dei ragazzi, con l'effetto sovraffollamento creato dall'ultimo provvedimento approvato da Roma, duramente contestato anche dall'associazione Antigone. Il governo con il decreto Caivano ha deciso di portare i ragazzi in carcere, di aumentare le pene detentive, di diminuire l'età per la detenzione. Oltre ad interventi immediati, ha chiesto anche tempi certi per la chiusura del minorile a Treviso Andrea Martella questa mattina, chiusura annunciata dal sottosegretario veneto Andrea Ostellari a fronte dell'apertura di un centro a Rovigo. Il governo oggi ha detto che i lavori stanno proseguendo, che presto verranno consegnati. Io ho chiesto che ci sia certezza sulla consegna dei lavori. Vorrei anche aggiungere che noi dobbiamo sempre pensare che le pene detentive, soprattutto per i ragazzi, siano basate sui principi della nostra Costituzione che prevedono appunto la rieducazione.